Io sono a disposizione per risolvere i problemi, poi che siano targati ministro De Micheli va benissimo, cioè non c'è problema, basta togliere queste navi e risolvere i problemi senza intaccare il mondo del lavoro o creare continuamente preoccupazioni. Via le grandi navi da San Marco entro aprile 2020. L'annuncio dato a Marghera dal neoministro a Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli viene accolto con un cauto ottimismo a Venezia. Il cauto è quasi obbligatorio perché nel corso degli anni si è imparato a non lasciarsi prendere da troppo entusiasmo, ma l'ottimismo c'è, soprattutto per quel filo riallacciato dal ministro con gli enti locali rispetto al suo predecessore. Il ministro ha fatto una dichiarazione importante e mi augurerei proprio che io le darò una mano perché questo succeda realmente. Sono a sua completa disposizione. Ieri non l'ho potuto incontrare, ma è stato un mio problema perché non ero in città e mi aveva chiesto se potevamo incontrarci perché togliamo qualsiasi dubbio di frizioni o altro, anzi io non la conosco personalmente ma ho sentito parlare gran bene di lei come persona, poi insomma saranno le cose a vedersi, io sono a disposizione per risolvere i problemi. I tecnici del Ministero hanno acquisito tutto il materiale disponibile, compreso quello del comitatone del 2017, particolarmente caro a Cafarsetti. La questione viene ritenuta urgente da Paola De Micheli, tanto da far prospettare al Ministro una probabile soluzione provvisoria da adottare il prima possibile, in attesa di quella definitiva. La città è di tutti, dobbiamo difenderla tutti. Che il governo sia dalla parte nostra o quantomeno intuisca che questo non c'è nessun tipo di polemica in questo, mi fa solo che piacere e spero che sia così. Andremo avanti sotto questo profilo. Io ho continuato a non fare polemiche, volendo se ne sarebbero tantissime. Io subisco ma non ho intenzione di scendere su questo terreno, credo che la cosa che mi interessa di più è risolvere i problemi per i cittadini.